piazzamento della categoria A ad aver preso posto in pista e sarà Alessandro Zamuner davanti a Sandro Zilli e poi Nicola Pezzato ed Enrico Tronio, mentre nella batteria successiva il via per Alberto Sola, Rudy Pittacolo e Mimmo Vallisneri. Alessandro Zamuner, ecco, con la vettura 218 resterà a prendere il via davanti a Sandro Zilli, poi Nicola Pezzato e Tronio. Allora, mentre stanno per prendere il via le vetture, io vi do la classifica della 106 Challenge, dove Massimo Zamatio 3:41 e 20 davanti a Lodolo, davanti a Modolo, scusate, 3:42,84. Max è terzo, 3:44,96. Uliana è quarto a 3:48,13. Quinto Andrea Mazzamuto a 3:50,88, sesto Alessandro Spuntone che chiude a 3:56,29, complice anche un Birillo abbattuto. Eccoli qua allora i protagonisti che hanno preso il via, e cioè Alessandro Zamuner, Sandro Zilli, Nicola Pizzato ed Enrico Tronio. Alessandro Zamuner che chiude il primo giro e non gli lascia scampo Sandro Zilli. Il passaggio per Nicola Pezzato che, attenzione, va a commettere un errore proprio qua davanti. Attenzione, segnalazione ovviamente di bandiera. È passato Tronio. Dunque errore di Nicola qua davanti, nessuna conseguenza se non il fatto che è andato ad appoggiarsi sulle gomme di protezione, non credo abbia toccato le fotocellule, no, perché si è fermato prima, dunque tutto può proseguire in maniera regolare. Nel frattempo complice l'errore appunto di Nicola e adesso c'è Tronio che è lì a chiedere strada e difatti si fa da parte. Pezzato è in schieramento qua sotto a causa anche del fatto di aver commesso un errore là in prima manche. E adesso Tronio Giulio Gas, lui là davanti Alessandro Zamuner che non riesce a scrollarsi di dosso Sandro Zilli che invece resiste in un certo senso. Alessandro Zamuner, eccolo qua. Sì, Sandro tiene duro. Intanto gara che prosegue per Enrico Tronio su Nicola Pezzato. E adesso i due si prestano ad attenzione, rallenta vistosamente ed esce, abbandona Alessandro Zamuner, colpo di scena quando a dividerlo dal traguardo c'erano qualche centinaio di metri. Alessandro Zamuner abbandona lasciando a questo punto strada Sandro Zilli. E allora, cronometro per Zilli, Tronio e Pezzato in quest'ordine. Zilli a 3:27,98. Eccolo qua, guarda il Tronio. 3:22,15 per Enrico Tronio.